Padre Giuliano, ci troviamo in una delle cupole distrutte nell'incendio del 1749. Esatto. Come è stata ricostruita? Anche la scelta dei materiali è stata importante. Sì, la cupola è stata ricostruita con la stessa tecnologia e con gli stessi materiali delle cupole precedenti. Se accadesse qualcosa, come entra in azione il sistema antincendio? Questi specchi qui sono i detentori di fumo, cioè se c'è un po' di fumo, questi specchi mandano l'allarme alla centrale. Va bene. Quando partisse un allarme da questa cupola, si accende automaticamente la telecamera. Quella è una telecamera che vede anche al buio, e l'operatore che prende l'allarme si rende conto se è un falso allarme o se è l'allarme effettivo. Accanto alla porta c'è la manichetta, perché se c'è da spegnere l'incendio evidentemente bisogna arrivare in quota. L'acqua arriva attraverso questa conduttura in acciaio. Siamo nella cupola del coro, all'interno della Basilica del Santo, e questo è uno dei luoghi più fragili perché, come potete vedere, la cupola è interamente fatta di legno. All'esterno invece c'è un rivestimento di piombo. In caso di incendio questo è uno dei luoghi più a rischio. Questo oggetto d'acqua, anche in attesa dei vigili del fuoco, può durare da solo quasi 40 minuti. Questa è la costruzione nostra più simile alla Giulia che è caduta a Parigi. Quindi qui vi rendete conto come un incendio non si possa che controllare dall'alto. Saliamo ancora per raggiungere l'esterno delle cupole. Sopra le cupole c'è anche un imponente sistema di parafulmini a partire da quell'angelo collegato con un sistema di cavi che serve per scaricare la potenza del fulmine. Qualora un incendio si sviluppasse qui in alto, ecco i camminamenti che serviranno per raggiungere il luogo dell'incendio. Alle sue spalle la cupola più antica. Sì, è la cupola che sta sopra l'altare, sopra la tomba di Sant'Antonio. La prima costruita. E come potete vedere l'acqua arriva anche nei punti più alti della basilica. Durante l'incendio del 1749 le due cupole destra e sinistra sono state completamente bruciate, mentre questa, voltandosi il vento, è stata conservata intatta.